Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Alex. Siamo arrivati alla battaglia di Kirkuk. No, non c'è problema, hai problemi perché abbiamo anche le riprese video che finiranno sul suo profilo Facebook. A proposito, saluto gli amici del profilo Facebook che prima mi hanno visto fare dei gesti strani, voleva dire che c'era una piccola pausa, ma sono intuitivi quelli che ti seguono su Facebook. Molto intuitivi. Tutta gente intuitiva? Molto. E si scandalizzano se bevi dell'acqua? No. Il bello della radio, Alex, è che non ti vedono, tu però hai voluto togliere il bello della radio. Nel mio caso poi anche il bello per gli ascoltatori che possono immaginarmi come sono, cioè bellissimo, certo, alto, biondo. Infatti mi sono messo la camicia per l'occasione. Esatto, perché sapevi che c'era questo conduttore bellissimo, lo dico agli amici anche fondamentalisti islamici, io conduco su Radio Padania, se volete riconoscermi e attentare a me, sono alto 2 metri, biondo, occhi azzurri. Esatto. Se vedete uno morettino che vi dice no, sono in Erasmus a Chino, non è lui, non fategli del male. Vabbè, noi qui ovviamente ci prendiamo il lusso di scherzare, lusso per me, in cui sguazzo. Per te scherzare è un lusso oppure nelle situazioni in cui ti sei trovato, magari tra poco racconteremo, vere e proprie battaglie, perché questo è il termine, si riesce a strapparsi un sorriso in quelle situazioni così tese oppure no? Ma guarda, paradossalmente vivendo, io penso che abbiamo vissuto alcuni dei momenti peggiori e più drammatici della guerra in Iraq degli ultimi anni. Ma ovviamente ciò nonostante tu sia comunque esposto, specialmente a Mosul, dove comunque purtroppo c'erano i civili di mezzo, esposto comunque alla sofferenza, alla violenza, a tutto quello che c'è di cattivo nel mondo. Certo. Secondo me si trova sempre, e c'è sempre posto per la vita. Per ridere di delle cose semplici, sì. Poi. Perché finché hai gli amici attorno... È facile. Certo. Si riesce sempre a trovare il modo di, sai, scherzi, la battuta. Quello è molto importante. Sì. Alla fine l'uomo fa la differenza anche in senso positivo, sempre, anche in quei contesti. No? Anzi, in quei contesti lì esce veramente chi sei. Entriamo allora proprio in questo contesto, parliamo di Kirkuk e poi di Mosul, due scenari della guerra all'ISIS sul fronte iracheno. Ora io la banalizzo, se la banalizzo troppo poi correggimi. Una prima fase è quella con cui ci siamo salutati poco fa, una offensiva straordinaria che ha lasciato il mondo col fiato sospeso dell'ISIS, di cui nessuno o quasi nessuno sapeva nulla prima dei grandi media. Si vedono questi pick-up, bandiere nere, filmati di propaganda fatti bene, e con la capacità insomma di essere una struttura organizzata. Siamo passati da Bin Laden in caverna che aveva elementi grotteschi che peraltro i tuoi della tua stessa regione, Luca e Paolo, erano riusciti io li guardavo sempre, erano riusciti anche a fare un'imitazione che però rendeva ridicolo Bin Laden. Nessuno è riuscito a ridere dell'ISIS perché l'ISIS faceva veramente però paradossalmente ora il leader Abu Bakr al-Baghdadi ricalca le orme di Bin Laden, però in una chiave moderna. Si è fatto rivedere dentro una caverna, con un manufatto scadente, non nella grande moschea di Mosul, barba incolta, gilet, e tra l'altro lo stesso AK-47 di Bin Laden, che in Iraq chiamano Osama. Lo chiamano proprio Osama, che è un AK-47 con canna corta e calcio ribaltabile. Quel modello lì è un segnale nei bazar, nei più famigerati bazar di Kirkuk, viene venduto col nome di Osama, perché era il fucile che Osama Bin Laden e oggi al-Baghdadi tenevano sul lato destro della loro posizione. E quindi dicevo, gli analisti dicono che ci sia un messaggio, ovviamente non bisogna essere analisti per capirlo, di continuità di quella assolutamente sì, che deve far riflettere, perché finisce l'ISIS come organizzazione e l'ISIS riprende le ceneri di quella che era Al-Qaeda con le stesse metodologie ma con il background dell'ISIS, che se ne parleremo dopo. E adesso ne stiamo proprio per parlare dell'ISIS alla sua apice della potenza, che quando tu intervieni nel conflitto iracheno loro sono all'apice dell'offensiva. La banalizzo, dicevo, sostanzialmente a un certo punto c'è il fuggi addirittura a Baghdad, incominciano ad arrivare notizie, questi forse prendono anche nelle Baghdad. Città del Kurdistan. Io mi ricordo che la gente
caricavano questi gipponi e scappavano sulle montagne. Perché stanno arrivando. Sì, e addirittura una volta era arrivato a circa 30 minuti dalla capitale del Kurdistan che è Erbil. Ecco, quindi raccontaci questa... Gente nelle strade armata, gente... il caos. Il caos più totale, cioè civili, ma mai come il caos militari. a Kirkuk. Partiamo da Kirkuk. Tu arrivi lì e cosa sta succedendo? E all'inizio mi ritrovo come l'ultimo arrivato a fare la gavetta al fronte. Per la terza volta la gavetta. E per la centesima volta. E continuerò a fare la gavetta, senza dubbio. È questo che... E il fronte com'è? Che roba è? Il fronte proprio concretamente. È fisicamente una linea di terra. Sì? Immaginano la trincea della prima guerra mondiale. Sì. Identico. Ah, lì era... Con le fortificazioni, però fatto forse peggio. Sì. Un po' più tirato via. Almeno sì. Io ho visto le foto filmate della prima guerra mondiale e mi sono reso conto, c'è un passaggio importante che mi ricordo, che quando stavo lì appunto in trincea, fisicamente in trincea, mi ricordo che appena arruolato si diceva ma nel 2020 le guerre si combatteranno con, ci immaginavamo i laser, le astronavi, e invece come 100 anni fa, perché poi 2018, era 2014 era il centenario della prima guerra mondiale e non c'era niente da fare. A distanza di 100 anni, due giovani che non si conoscono, che non si sono fatti niente, uno con un fucile, l'altro uguale, dalle parti opposte a cercare di farsi fuori. Dopo 100 anni eravamo ancora lì. L'umanità non si è mossa di un millimetro. Quello che cambiava, sì, un fucile diverso, un'uniforme diversa, però alla fine era sempre quello. Allora, e quello mi ha fatto riflettere. Raccontaci brevemente come sono questi soldati curdi, chi c'è dentro, che tipo di personaggi, se hai un amico che vuoi ricordare. Allora, a me piacerebbe fare i due blocchi, no? Vai. Allora, i curdi sono una popolazione che tutt'oggi non sono stati riconosciuti come nazione e sono divisi in 4 paesi come appunto l'Iraq, l'Iran, la Turchia e la Siria. L'unico stato che riconosce i curdi con un governo diciamo indipendente è lo stato dell'Iraq con il cosiddetto KRG, Kurdistan Regional Government, quindi governo regionale del Kurdistan, come regione a statuto autonomo, come potrebbe essere il Trentino Alto Adige. E questa è stata una delle grandi vittorie dei curdi in Iraq. I curdi ovviamente hanno ricevuto negli anni, sono stati attaccati da tutti, sono stati vittime di proprio un vero e proprio sterminio da parte di chiunque. Nessuno ha mai voluto riconoscere la loro identità e nonostante questo i curdi continuano a portare avanti le loro tradizioni, la loro lingua che è il curdo, che ho avuto la possibilità di più o meno, non dico imparare, ma maneggiare, e sono una generazione, un popolo di combattenti. Lì è culturale essere armati. Sì. Lì è nella loro cultura. Loro dicono noi siamo tutti peshmerga. Sì. Infatti quando ci sono stati gli attacchi andava sì l'esercito regolare, sì, iracheno, i peshmerga, sì. Però poi mi ricordo che c'erano tanti volontari civili, cioè gente che lasciava il negozio e arrivava, prendeva la magari la K47 del nonno e arrivava lì. E io ricordo che quando c'è stato l'attentato a Kirkuk, cioè l'attentato, quello che noi chiamiamo il giorno più nero di Kirkuk, mi ricordo che nel marasma arriva questo nonnetto con abito tradizionale curdo, il cinturone di cuoio e un moschetto 91. Ah, un italianissimo moschetto 91. E io dicevo, ma è questo? Cioè, e lui è venuto da me che mi aveva riconosciuto come il comandante di quel drappello di uomini, dicendo mi metto a disposizione. E tu gli hai detto? E io gli ho detto no, ma lei non può stare qua. Mi fa, mi ha detto io sono peshmerga e questo è il mio posto, la guerra. E io ho detto guardi, qualcosa le troviamo da fare. Si metta qua, controlli quel settore lì. Sì.
e lui si è messo lì col suo moschetto. Cioè, Certo. è un racconto No, però ti fa capire. divertente, che però ti fa capire come quando ci sono stati appunto gli attacchi a Kirkuk. Queste sono cose che non riusciamo a immedesimarci, ma in altre i curdi in cosa assomigliano agli occidentali? Non so, musica che ascoltano. Ma guarda, sono forse più simili a noi italiani specialmente di quanto noi possiamo essere simili per esempio ai tedeschi o agli inglesi. Ma perché sono cacciaroni? Ma perché sì, sono come noi magari 70 anni fa. Sì. Ecco. Cioè hanno molto il concetto dell'onore. Schemi morali un po' più rigidi, ma alla fine una voglia anche di stare assieme, di fare. Cioè io non mi sono mai sentito non gradito a casa di qualcuno, oppure alla grande ospitalità, i legami familiari, immagino tu. Ospitalità, io non. E poi una cosa interessante, nessuno ti negherà mai un letto e un bicchiere di tè. Sì, è un qualcosa che ancora oggi resiste in Italia, ma che un tempo era una delle regole, no? Quello che ti volevo chiedere invece riguarda la religione dei curdi, che i curdi hanno tante religioni. I curdi sono un'etnia. Sì. E la cosa molto molto bella che mi ha fatto amare quel popolo, che incarna veramente il concetto di difesa. Sì. Perché? Perché loro non hanno mai fatto distinzioni fra cristiani. Infatti esistono curdi cristiani, curdi sunniti, curdi sciiti, esistono i curdi yazidi, che tra l'altro gli yazidi sono stati in particolare un'etnia fortemente repressa dall'ISIS. È da dire poco repressa, perché quello che ci hanno raccontato sono io ho avuto la possibilità di lavorare, di accompagnare spesso alcune organizzazioni non governative, come magari organizzazioni umanitarie, e seguivamo un progetto proprio per le donne yazide. Tra l'altro bellissimo il tempio di Lalish, dove appunto le donne yazide, quando l'ISIS invadeva i territori, erano all'istante prese e purtroppo vendute al mercato come schiave sessuali. Adesso infatti stiamo andando proprio all'ISIS. Anche per i ricchi arabi, per i comandanti dell'ISIS. E mi ricordo che... Vabbè, è normale che manchino le parole, Alex. Perché io le cose le ho viste di persona. Cioè, anzi, questo silenzio basta. È difficile esternare certe volte. Ma assolutamente, quel silenzio come quello che hanno appena sentito, quei 2 secondi forse ha più emozioni di 1000 tentativi di raccontare. Ho fatto questa domanda sulla religione perché di là la religione, la sua esasperazione più brutale e fanatica è il collante nell'ISIS. Ma o no? I curdi? No, siamo passati dell'ISIS. Però i curdi con quale combattevo? I miei fratelli, i miei amici. Noi adesso mi ricordo, no? Noi prima di andare a Mosul, la prima notte del primo attacco, della prima offensiva che abbiamo aperto noi, loro pregavano. Ci siamo messi tutti lì nel deserto. Infatti io ho detto, pregano. Non è un bel segno. No, prima di andare in battaglia, loro pregavano sempre. Certo. E benché io non c'entrassi niente, mi dicevano, Ale, dai, vieni qua con noi, prega. Dicevo, ma io non sono musulmano. Sì, ma oggi non conta. Però è vero. Cioè loro accettavano. Sì. E mi dicevano, guarda che l'ISIS non rappresenta l'Islam. L'ISIS non rappresenta... Loro erano arrabbiati anche per la distruzione che causavano, ma loro odiano l'ISIS perché hanno fatto l'Islam nero come una religione di morte e basta, di violenza, mentre invece non solo di morte, i curdi, che sono comunque islamici ma tranquilli, che hanno la separazione tra lo Stato e la religione, e poi di questo stiamo parlando. Mentre invece dall'altra parte l'Islam è usato e strumentalizzato come giustificazione per le peggio cose. Andiamo di là. Come sono organizzati quelli dell'ISIS? Ti faccio l'identikit. Vai. Innanzitutto, se parliamo di foreign fighters, quindi foreign fighters, per me i foreign fighters sono quelli che vanno
che lasciano le proprie case, e questo deve far riflettere anche chi ci ascolta, ma magari spero che ci siano forze dell'ordine, fa riflettere perché il foreign fighter raramente è nato in un paese arabo, e il foreign fighter è la cosa più pericolosa anche in battaglia, perché sono quelli più motivati, sono quelli che cercano il martirio. C'erano persone inglesi nati in Inghilterra, cresciuti in Inghilterra, ma radicalizzati, che hanno lasciato l'Europa per unirsi al sogno ideologico dello Stato islamico. Si parla di Stato islamico, ma lo Stato islamico non è un'organizzazione terroristica, è un'ideologia, e le ideologie non le uccidi con le bombe, non le distruggi con i fucili. Certo. Le ideologie le sconfiggi facendo un lavoro negli anni di prevenzione, di ricerca, di informazione, anche a livello culturale. Certo. Io non mi reputo un intellettuale, però insomma, però effettivamente quando c'è ignoranza, cioè è ovvio che un ragazzo, cancelliamo l'ovvio, sì, però ci siamo capiti. Però un ragazzo in un contesto di un certo tipo, che nasce magari per la strada, magari venendo da una famiglia delle case popolari, magari di estrazione molto bassa, magari provenienti magari dal Marocco piuttosto che da un paese arabo, magari escluso dalla società, magari diciamo in qualche modo anche una serie di situazioni che gli dicono: guarda, tu non puoi giocare. Sì, non puoi giocare, non puoi fare quello. E magari trova nell'Islam radicale la possibilità di vendicarsi. Un meccanismo psicologico. Ovviamente questi sono dei pazzi, dei criminali che vanno cancellati dalla faccia della terra. Però non andare a guardare dentro è sbagliato, dobbiamo aprire la pentola di sti cervelli. Perché se conosciamo il nemico, ora il grosso problema qual è? Sono i bambini che l'ISIS ha formato negli ultimi anni e che ora stanno crescendo. Sembra la Hitler-Jugend, no? Nel 45, che il problema, gli alleati dicevano: qua il problema non è la Wehrmacht. Io scortavo appunto queste NGO, che c'erano anche dei padri, dei preti, dei uomini di chiesa, che studiavano i genocidi, in particolare anche i genocidi degli ebrei, perpetrati dai nazisti. E quello che impressionava, loro poi erano specialisti nello studiare proprio le tecniche di genocidio, le fosse comuni, piuttosto che l'utilizzo appunto, la vendita delle donne come al mercato, era proprio una cosa che ricalcava, cioè le tecniche di genocidio erano le stesse perpetrate dal nazismo. E qui entriamo nel fulcro forse che nessuno racconta dell'ISIS, viene dato per scontato. Io teniamo proprio questo punto delle Yazide, che noi lo viviamo come un elemento mitologico, però quando un esercito conquista una città, per avere un apparato capace di individuare le Yazide, che credo non so, che si nasconderanno, insomma, non è che sono facili, devi avere un apparato organizzativo per trovare. Esistono però una rete logistica. Zone abitate solo da etnie. Solo dagli Yazidi? Sì. Quindi da quel punto lì hanno preso tutte le città, allora, tutta la città hanno rastrellato. Sì, ovviamente ci sono i quartieri Yazidi, i quartieri... Facciamo un esempio pratico. Certo. Io entro a Milano, a Milano ci sono diverse etnie, diverse regioni. Io prendo un quartiere, però anche lì il fulcro non cambia troppo. Perché... Loro già sapevano, avevano persone già dentro. Addirittura... Però devi avere la forza logistica, organizzativa. Ma la forza dell'ISIS era questa grande capacità logistico/organizzativa. Noi parliamo dell'ISIS. Io vado nei gruppi spesso anche su Facebook e si parla di terrorismo, c'è la percezione che il militante medio dell'ISIS, non dico militante, il miliziano, sia uno scappato di casa con le ciabatte, con la tunica. Bravo, esatto. Io parlo a livello strategico, non sono un militare, però fai quel lavoro lì. Sono un soldato e sono un uomo di azione, certo. Però per forza di cose bisogna sedersi e studiare. Se noi facciamo l'identikit e studiamo le azioni, e io penso a quello che ho vissuto io, a livello strategico, sono tutto tranne che dei ciabattari con la tunica. Attenzione che il momento che noi capiamo che c'è un'organizzazione, c'è una loro intelligence, c'è una struttura a livello media, ragazzi,
l'ISIS ha fatto un lavoro a livello mediatico che fa impallidire, Cioè, ha lasciato tutti a bocca aperta. tu, cioè l'estrema violenza che hanno utilizzato era per mandare un messaggio chiaro. Il pilota Giordano bruciato vivo, Ma per quello dirne è, una. ma poi ci sono tanti video che fortunatamente non girano. Abbiamo i bambini bruciati vivi nelle gabbie, Nelle gabbie. cioè bambini piccini con, Sì, sì. con queste tutine arancioni cucite apposta. Cioè qua siamo di fronte a una pianificazione del terrore, una pianificazione del male che mi fa credere che questo ISIS 0.1 sia stato solo un grande test, una grande prova. Le cose serie, veramente serie, a mio avviso, arriveranno. Questo era solo un check di prova. Sì, un tentativo. Di fare un'organizzazione che aveva che un intanto ha territorio. preso le misure un po' a livello globale di quello che è. Pensiamo anche alla grande capacità di perpetrare attacchi non solo in Iraq, ma in tutto il mondo. Vediamo cosa è successo in Sri Lanka, in Europa. Pensiamo al Bataclan, Sì, sì. pensiamo alla Francia, agli attentati in Francia. Nizza. E si parla, sì, i lupi solitari, i lupi solitari, i lupi solitari. Ma i lupi solitari da chi sono stati motivati? Da chi sono stati spinti a fare quel tipo di attività? Da chi a monte fa un lavoro a livello mediatico. Certo. Vogliamo parlare invece del discorso economico? L'ISIS è maestro nella gestione economica dei capitali, che provengono appunto da tutta una serie di attività illegali. Ma un esempio stupido, Al-Shabaab, pirateria finanzia Al-Shabaab. Al-Shabaab è un'organizzazione terroristica ovviamente affiliata all'ISIS. Quindi il pirata che fisicamente sequestra la nave per chiedere il riscatto porta flusso economico all'ISIS. E il potere di oggi, signori, è il soldo. Certo. Perché col soldo io corrompo chiunque, Sì. passo gli aeroporti, compro aerei privati, eludo i controlli, certo. compro materiale altamente classificato, quale esplosivi piuttosto che... È questo che fa paura. La gestione economica. Ovviamente si parla anche di traffico di olio, sì, petrolio. Di petrolio. Sì, io sono abituato oil. Se tu fai caso, i primi posti che loro hanno invaso dove erano? Zone Petrolifere. Perché hanno cercato per anni di prendere Kirkuk? Perché a Kirkuk c'erano i pozzi. Perché hanno cercato per anni di raggiungere determinati siti strategici e di controllare i confini? L'ISIS c'era un periodo che controllava il confine fra Iraq, Siria e Turchia. Certo, lo ricordiamo. E lì, insomma... Sto facendo così, sto facendo il segno di... Non so se ci siamo capiti, dice ci siamo capiti. No, certo. Cioè, qua significa che muovevano una quantità di tutto. Armi, personale, traffico di esseri umani. È questo quello che fa paura dell'ISIS. Non la capacità militare, ma la capacità strategico/economica. Perché coi soldi io non devo neanche sparare. Io corrompo, entro, esco, non io. No, certo, ma è chiarissimo. Anzi, io se non sto interrompendo è solo perché inoltre, come molti ascoltatori mi sto godendo questa analisi. Se vediamo anche dal punto di vista appunto economico, c'era una gestione dei foreign fighter allucinante. Io mi ricordo che i foreign fighter erano pagati. L'ISIS poi assumeva mercenari specializzati, specialisti in operazioni speciali, provenienti anche da paesi come la Cecenia, la Russia, l'Europa. Insomma, da questo punto di vista, in questo caso è il mio di silenzio che è stato... ma perché sono cose che magari non, ovviamente si sanno, gli addetti ai lavori sanno tutto. Non sono entrate nella consapevolezza. Io credo che tu abbia ben detto. Però l'uomo della strada, o magari... Cioè si pensa, questi sono quattro ciabattari. Esatto. A livello tecnologico, e noi ci siamo trovati a scontrarci nella pratica, utilizzo dei droni costruiti da loro,
poi ora non entro nel tecnico, certo. Però comunque sia, fucili di nuova generazione, ottiche, laser, visori notturni. È ovvio che chi pensa di andare laggiù e trovarsi a che fare con 4 ciabattari ha preso una grossa cantonata. Poi, come tutti i livelli, loro hanno i loro reparti speciali, certo. Hanno i loro reparti informativi, i loro reparti di intelligence, i loro reparti economici. Questo è uno Stato composto da difesa, economia, propaganda, e questa è la forza dell'ISIS. E tra poco parleremo proprio di che cosa ne è di uno Stato senza territorio, ma lo faremo attraversando brevemente, non siamo qua a fare insomma G.I. Joe, che poi avete visto non è, però è interessante anche se tu ci racconterai che cosa è stata la battaglia di Mosul. Io l'ho vissuta in una redazione dove ogni giorno si diceva imminente la caduta di Mosul, è stata imminente per allora io ricordo dico questo aneddoto. Sì, poi dopo la riprendiamo quando facevo le mie pianificazioni, sì, l'ISIS aveva già preso Mosul. Sì. Mosul è una città come dire Milano. È grossa. È una metropoli. Era tra l'altro una bellissima città universitaria. Era la città della cultura, la città delle università, una città avanzatissima, che purtroppo oggi è ridotta a un cumulo di macerie. E ricordo che quando facevo le mie pianificazioni pensavo, cioè io vedevo Mosul come la battaglia del secolo. E chi lo sa che non lo sia stato. Tra poco, torniamo. Tra poco. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. E rieccoci tornati con Alex Pineschi e con la sua pagina Facebook. Ciao a tutti. E siete sempre su Radio Padania, voi invece che ci usate come radio, non preoccupatevi, niente di strano, se non una testimonianza davvero straordinaria che stiamo sviscerando. Ecco, parliamo quindi della battaglia di Mosul. Sì. La battaglia di Mosul, quando io ancora non ero andato laggiù, rappresentava un po' la Berlino dello Stato islamico, la Stalingrado, la una cosa decisiva, inespugnabile, perché se si pensava l'ISIS che cosa faceva? L'ISIS non aveva creato una sorta di situazione dove i civili non potevano scappare. Questo era uno dei problemi strategici, perché non si poteva fare ricorso né all'artiglieria né ai bombardamenti. Si è comunque fatto ricorso sia all'artiglieria sia ai bombardamenti, però ovviamente essendoci dei civili di mezzo, onde evitare i danni collaterali,
non c'era la possibilità per le forze della coalizione e l'esercito iracheno di intervenire come si è quindi intervenuti a Berlino. Bisognava andare fisicamente, casa per casa, porta per porta, strada per strada, a liberare appunto Mosul. Io personalmente ho partecipato, tra l'altro, una coincidenza, io sono nato il 17 ottobre dell'83. Sì. Mosul è iniziata la notte del 16 a cavallo del 17 del 2016. Sì. Giusto? 2017, ho detto una castroneria. Perché nel 2016 invece, stesso giorno, è avvenuto l'offensiva di Kirkuk. Cioè, nella mia vita ci sono 3 date. La mia nascita, 17-10, 17-10 il giorno nero di Kirkuk, che era la città che io difendevo, e poi l'offensiva di Mosul. Kirkuk la terremo per ultima perché racconta il terrorismo in Europa, non ne parlavamo prima, fuori onda. Mentre adesso facci ma giusto immaginare, perché è importante immaginare cos'è un combattimento urbano, cioè immaginiamo una nostra città dove succede. Allora, perché Mosul, l'hai detto prima, somiglia a una città, cioè adesso non voglio portare sfortuna agli amici di Torino, però potrebbe essere. Un combattimento urbano è quello che di peggio può esistere. Prova a farci vedere qualcosa, perché si parla comunque di sono stati molto abili loro hanno spostato il combattimento nelle periferie e negli agglomerati urbani. Perché? Perché a livello strutturale poche persone nel combattimento urbano hanno la possibilità di controllare un ampio spazio, un ampio numero di soldati, cioè di impegnarne. Faccio un esempio stupido. Pensiamo già agli Spartani. Sparta contro i persiani, una strettoia e stessa cosa. Quindi il problema del combattimento urbano è che poche persone ben organizzate e ben motivate ne possono rallentare un'offensiva, dove tu vai ad azzerare l'utilizzo dell'artiglieria, vai ad azzerare l'utilizzo degli attacchi aerei per evitare danni collaterali, perché appunto c'erano i civili. Il problema è che c'erano i civili e bisognava anche filtrare chi era civile e chi non lo era. E poi io penso che Mosul sia stata una delle esperienze più terrificanti di tutta la mia esistenza, proprio perché era veramente un'esposizione costante all'incertezza giornaliera. Soprattutto poi c'erano i civili di mezzo. E quello che mi faceva più male in assoluto era vedere appunto quello che la guerra purtroppo. Ecco, ti chiederò proprio 2 esempi, ma perché servono a noi. Fin qui ci stai comunicando l'atmosfera. Poi forse sono io, ma penso di rappresentare alcuni ascoltatori. Prova a farti un esempio. Cioè, c'è una via dove c'è forse. Basta un cecchino. Un cecchino non si sa dov'è. E quindi tu lo devi. E come lo trovi? Lì ci sono delle. Io non voglio poi parlare di procedure operative. Cioè, devi andare a controllare tutte le case. E ogni volta che apri una porta, forse lì non lo so. Sì, è l'incertezza, vivi nell'incertezza. Poi non sai se è uno, perché uno ha sparato, però magari dopo c'è. Certo. C'è un'incertezza costante. E in mezzo i civili, che devono, io credo, continuare a vivere, no? Perché l'acqua la dovranno bere. Il problema è quello. Mangiare dovrà mangiare. Non posso stare 6 mesi in una cantina digiuni perché muoiono di fame. Però tu pensa, una volta che tu fai un bombardamento su un palazzo, il palazzo crolla, corpi dappertutto, l'elettricità si ferma, non c'è più acqua corrente, poi subentrava un problema anche della rimozione dei corpi, quindi poi malattie, intossicazioni, la centrale del cloro che aveva preso fuoco, quindi dovevamo metterci le maschere, l'ISIS che utilizzava le bombe chimiche. Sono stato anche male, mi sono sentito male, inferno. Non c'è altro modo per definire l'inferno. E ti ringrazio perché non possiamo ancora immaginare. Davvero, ma in questa sede non meglio di così. Non vorrei parlare col
col pericolo di vanificare le mie parole. No, ma anzi. O di non dare il giusto valore che gli vorrei dare. Io poi sono un po' strano, io sono convinto che le parole valgano più delle immagini, ma sono una strana eresia in questo periodo. Intanto mi sembra che Sammy Varin vuoi salutare anche gli amici su Facebook di Alex Pineschi? E certo che li saluto, certo, ci mancherebbe. Sempre in battaglia, come dico io. Nel suo caso Sempre davvero, in battaglia. nel suo caso però... Qualcuno che la fa meglio di me c'è. Esatto. Sono pochi però, sono pochi. Allora, scusa, ma questa è pur sempre la radio più pazza delle un'eruzione. Esatto. Vedi, anche qui non sai mai cosa aspettarti, però l'imprevisto è buono. Io invece ti ringrazio perché lo so che usando le parole magari hai sentito di essere inadeguato rispetto a un'esperienza vissuta, invece io da primo tuo ascoltatore penso di rappresentarli tutti dicendo che ci hai davvero dato quello che si può dare, perché se non lo vivi non lo puoi capire, puoi immaginarlo, e tu ci hai permesso di immaginare uno stato d'animo, poi delle situazioni che per noi sono quotidiane. I palazzi li vediamo, non l'abbiamo mai visto un palazzo bombardato pieno di cose, quello che hai detto prima, che salta la luce e che poi il civile. Poi tra l'altro l'avanzata di Mosul è incominciata comunque nei villaggi limitrofi. E lì abbiamo iniziato la nostra offensiva e l'ISIS era proprio un maestro nelle trappole esplosive. Io mi ricordo che ogni passo che facevamo nel silenzio più totale, perché poi spesso avanzavamo in quartieri dove c'era un silenzio assoluto, loro organizzavano le imboscate. Per capire bene queste cose, io tra l'altro ho pubblicato sulla mia pagina Facebook che si chiama Apitac, non so se posso dirlo, poi il messaggio promozionale, no, vai. E tutta una serie di video, di filmati anche reali. Infatti ti conviene ripeterla perché lei... Apitac, cercate Apitac su Facebook, e ho pubblicato anche dei racconti audio di quello che è successo. Sì, poi ho tenuto un diario, sto preparando un libro che uscirà forse a breve. Però per capire l'atmosfera davvero era proprio questa incertezza. Ogni passo qualcuno poteva toccare un filo piuttosto che un congegno che andava a innescare un'esplosione e di conseguenza poi un'imboscata. Certo. Quindi eravamo sempre a regime sempre a 1000 a livello di incertezza. Poi un esercito regolare, so che questo genere di operazioni, qualora le faccia, poi ci sono comunque delle turnazioni in prima linea, cioè non si tiene in prima linea un fronte. Voi riuscivate a fare queste turnazioni? È molto difficile parlare di questo, perché io ero con i locali, cioè loro vivevano lì, non c'era il concetto di turnazione, perché era a casa loro. Io ricordo, la prima turnazione che ho fatto 18 mesi. 18 di fila. 18 di fila senza mai tornare a casa, perché non potevo mollare, perché ero all'inizio. Io dovevo costruirmi una reputazione, a prendere la loro fiducia e cercare di raggiungere, non dico i vertici della catena militare, no, però esserci. Io dovevo essere lì durante le offensive, durante le operazioni, non potevo andarmene. Per arrivarci ci ho messo un anno, ecco, da questo punto e non potevo andarmene, quindi ci ho messo 18 mesi dalla prima volta a tornare a casa. Entro nella tua vita privata, poi tu scacciami come vuoi. Hai scacciato l'ISIS da Mosul, figurati me della tua vita privata. Però 18 mesi in Iraq... Io però ci tengo a precisare, io sono stato... io ho fatto il mio come tutti i Peshmerga, soprattutto l'esercito iracheno e tutte le unità speciali hanno... io non voglio prendermi il merito di niente. Era giusto un modo per agganciare questa domanda e sperai metterti del buon umore, insomma, riguardo il fatto che però qualcuno a casa 18 mesi ti aspetta. È durissima anche per loro. Guarda, gol, ok. Ecco, questo punto nessuno mi ha aspettato 18 mesi. Nessuno mi aspettava. Però sicuramente è un qualcosa di forte, perché tagliare completamente io prima di partire questo rende onore a quello che hai fatto. Avevo una storia già da un paio d'anni. Io sapevo che la mettevi di un fronte. conto se io fossi stato un militare dell'esercito che magari andava in missione, quella è una certezza. Io ho saltato nell'incertezza. Io non sapevo se tornavo. Mentalmente io non pensavo neanche di farcela. Hai cambiato anche nome, come si dice in questi casi? È un nome di battaglia curdo? Sì. Non so se si può dire. Shorash.
Shoresh, che vuol dire rivoluzione. Ai a Radio Padania, poi infatti vengono a prenderci. Che tra l'altro poi successivamente, diventando maestro, è diventato Mamosta Shoresh, che vuol dire maestro e poi il mio nome, perché quando lì uno diventa, diciamo, è un maestro intendo, io facevo l'istruttore, mi chiamavano Mamosta. Dice, ma cosa vuol dire Mamosta? E poi mi dicono, vuol dire maestro. Quindi mi chiamavano Mamosta Shoresh. Allora, fin qui abbiamo parlato della guerra in Iraq. Secondo te, ecco, per essere una chiacchierata della tua esperienza lì, che cosa non abbiamo ancora detto che può essere utile prima di parlare di Europa, di oggi, di rischi? Ma io vorrei precisare, se posso permettermi. Anzitutto io ho avuto la possibilità, l'onore di servire in una delle unità più specializzate dei Peshmerga, che hanno veramente fatto tanto, e senza nulla togliere a tutte le altre unità, però noi siamo stati veramente una delle unità più impegnate sul fronte, su tutti i fronti, e volevo, diciamo, dire che comunque abbiamo pagato un prezzo molto alto, perché abbiamo perso circa 27 ragazzi, e quindi non voglio soltanto parlare, state zitti 27 secondi e capite 27 cosa vuol dire. Quante persone sono, ed erano tutti quanti cari amici, studenti e uomini che ho avuto il piacere e l'onore di avere, tra virgolette, sotto il mio comando. Io, guarda, non voglio essere retorico, però se oggi siamo un pochino più tranquilli qui a fare la nostra vita del piffero da occidentali civili, è anche grazie a quei 27 lì. Certo. Perché è vero che loro difendevano casa loro, ma casa loro coincideva col fatto che, ed entriamo nell'argomento, ma infatti avete tolto. Io ero motivato per quello. A me mi dicevano nei momenti più duri, no? Perché poi effettivamente a livello logistico stavamo male. Stavamo giorni. Logistico vuol dire mangiare e bere. A volte non c'era da mangiare, a volte non c'era da bere, a volte la doccia calda era una cosa che io avevo dimenticato. E poi comunque si facevano queste offensive dove si avanzava per 1, 2, 3, 4, 5 giorni e non è che si dormiva, cioè si avanzava, appunto. Di notte ti scavavi la tua buca con la palla, ti ci ficcavi dentro e cercavi più o meno di dormire. Dopo il terzo giorno ho dormito in ogni tipo di posizione, sdraiato sulla gomma del camion, appeso alla ralla. Comunque volevo dire questa cosa qua, che tra l'altro io poi, una volta che sono tornato, dopo la prima volta che sono ritornato, sono stato indagato dalla procura per accertare che io non fossi lì a compiere delle azioni comunque pericolose o illecite. Quindi c'è stata un'indagine da parte della procura di La Spezia, se non erro, e ho fatto l'interrogatorio col magistrato. Ecco, fin qui ti do una mia opinione. Questo è stato un colpo. Sì. Io immagino che per te moralmente sia un grosso colpo, perché uno non si immagina. Poi io non ho neanche mai rubato una caramella, capito? Non sono stato uno che. Tu torni da questa esperienza sapendo di aver fatto qualcosa di grosso e l'hai fatto, e arrivato in Italia, non dico che c'è la fanfara, mi viene notificato un avviso di garanzia, perché così si chiama. Non era neanche un avviso di garanzia, era una richiesta di comparire di fronte al procuratore per un interrogatorio, per una chiacchierata. Da questo punto di vista, moralmente tu l'hai presa male. L'ho presa male, ma come la vuoi prendere? Io poi, riflettendo, capisco che è un atto dovuto. Ha senso. È ovvio che uno va lì, non si sa cosa fa, non è controllato da chi è, cosa fa. Sì, perché come io potevo andare lì e fare le cose giuste, potevo anche, infatti c'è stata gente che è andata anche dall'altro lato, cioè con la scusa di vado a combattere con i curdi, poi una volta al fronte ha varcato la linea. Sono cose che sono successe. Però moralmente per te è stato moralmente è stato un brutto colpo, perché dicevo no, poi si parlava di
accuse pesanti, si parlava di mercenariato, si parlava di accuse abbastanza pesanti. Sì. Io comunque ho dimostrato... Come dire che i fratelli Rosselli nella guerra di Spagna hanno fatto mercenariato, per dire. Sì. Insomma, da quel punto di vista non mi sembra che sia questa l'indicazione che viene data. Io laggiù, cioè ovviamente essendo stato lì 5 anni, non è che in 5 anni potevo campare d'aria. Certo. Io percepivo uno stipendio comunque anche simbolico per la mia attività di istruttore. Sì. Poi quando vedevo le persone che io formavo uscire in combattimento e tornare dentro dei sacchi neri o bucati, è ovvio che forse nel caso che la parte Alex, diciamo da guerriero, ringhia certo, e vuole dare il suo contributo. Questi dove vanno senza i me. Perché poi effettivamente io spiegavo loro delle procedure tecniche che loro poi non sapevano. L'addestramento andava bene, poi uscivano, le applicavano male perché poi non c'era un leader. Quindi un giorno vado dal capitano e gli dico: senti, mi fai uscire con loro? No, non si può, sei matto, succede qualcosa. Dopo che l'ho pregato mi dirà: sì, però ok, stai dietro. Va bene, sto dietro. Però quando i colpi sono arrivati dietro, io mi sono dovuto difendere. E lì c'è stato il salto, perché hanno cominciato davvero a rispettarmi. Perché non ero solo uno dei tanti che andava lì a dirgli come combattere la loro guerra. Era uno che la combatteva. Era uno che partecipava e che ha combattuto con loro. Certo, per difendermi, però comunque io ero sul campo con loro, a differenza di tanti altri. Certo. Che giustamente facevano attività di formazione. Una volta che io poi ho dimostrato questo con la documentazione, con tutto il resto, fortunatamente il caso in 4 mesi si è chiuso. Però sono 4 mesi. Anche così i tempi. Tu hai fatto 4 mesi a dire chissà se... Sì, però 4 mesi in Italia per la magistratura è niente. Però... Ci sono cose che vanno avanti da 20 anni. Certo, però... Alla fine chi mi ha ascoltato ha capito che e mi ha detto effettivamente: guarda, sei una brava persona, avranno fatto i loro accertamenti e hanno visto che era tutto quanto a posto. Lo voglio dire perché poi questa cosa da alcuni giornali è stata un po' strumentalizzata. Mi hanno chiamato mercenario, mi hanno chiamato in questo modo qua, che per me è una cosa spregevole. Quindi ci tenevo a dire che è stato un atto dovuto da parte della magistratura. Dopo 4 mesi di accertamenti è stato tutto quanto archiviato. Quindi se ci fosse ancora qualcuno che si chiede, io ho un porto d'armi, ho un passaporto, continuo a viaggiare, sono una persona libera. Meglio non farlo arrabbiare. No, ma scherzo, era giusto per buttarla un po' in me la prendo solo per terroristi. Ok, perfetto, allora non c'è rischio. Senti, ogni tanto, come vedi, mi piace almeno respiriamo un attimo, perché abbiamo gli ascoltatori che dicono: a me piacciono queste puntate quando fai questi argomenti, però facci respirare ogni tanto. In effetti, però fortunatamente siamo capitati bene con Alex, che insomma ne ha viste è sopravvissuto alla guerra in Medio Oriente. Volete una puntata di Rebelot, sopravviverà, anzi sta sopravvivendo alla grande. E attenzione, come si dice, riprendete il respiro, come si fa? Trattenete, ecco, vedi, questo è il massimo dei miei problemi. Ogni tanto io cerco un verbo, non si fa trovare. Trattenete di nuovo il respiro, perché adesso entriamo invece a parlare di oggi, del rischio terrorismo oggi. Voi avete tolto un territorio allo Stato islamico, ma come abbiamo detto prima è uno Stato. E io è un'ideologia. Tu però prima mi raccontavi, attenzione, è uno Stato, un'organizzazione completa. Lo Stato è caduto. La domanda che ti faccio è: ma l'ideologia rimane? L'ideologia, e soprattutto, secondo te, che li hai visti e li hai combattuti, l'organizzazione, la mentalità, la logistica, il modus operandi sistematico che abbiamo cercato di raccontare prima, c'è ancora, e come può essere pericoloso? Allora, facendo un'analisi prettamente, diciamo, strategica del fenomeno, l'ISIS, appunto, Islamic State, quindi Stato islamico dell'Iraq e del Levante, era un'organizzazione che si è comunque organizzata proprio come uno Stato, come un governo parallelo. Addirittura un periodo giravano i passaporti finti, cioè passaporti, perché le Nazioni Unite non riconoscono la nazione ISIS, però era proprio organizzato come uno Stato. Militarmente
come un esercito regolare, e attenzione, come un esercito regolare, però con forti connotazioni terroristiche. Quindi cosa significa? Non si parla tanto di azioni militari, ma si parla di azioni militari convenzionali e azioni militari non convenzionali. Quindi rapimenti, attentati di ogni genere e strategie del terrore, giusto? Quindi anche a livello mediatico. Quando quando la coalizione internazionale ha distrutto, ha eradicato, ha portato via, ha distrutto l'organizzazione fisica, cosa è successo? Hanno perso un territorio, quindi non sono più localizzati. Ovviamente hanno perso le capacità economiche, hanno perso le capacità militari convenzionali, ma quello che è rimasto appunto l'ideologia, che non è morta, ma sta andando avanti e si sta rigenerando ancora più forte, sulla base di quello che è stato fatto prima. Giusto? A tal proposito, è ora che si parla veramente di terrorismo, perché finché io ho Mosul come capitale, che è difesa da un esercito, che noi definiamo terroristi, ma di base è un esercito, organizzato come un esercito, quello non è terrorismo. Il terrorismo è stato l'attentato in Francia, il terrorismo è stato l'attentato in Sri Lanka, 300 morti, oltre 500 feriti. Lo Sri Lanka, ci andavo in Sri Lanka io. Cioè, è un posto normale. Però da zero il caos. Questa è la capacità dell'ISIS. Perché? Perché forti di un'organizzazione, forti di una logistica, forti di una capacità di essere presenti ovunque, con uno schiocco di dita si scatena il caos e rispariscono. È un effetto liquido, non sono più localizzabili. Nell'ultima parte parleremo... Non so se si dice effetto liquido. Sì, capito perfettamente, guarda. Nell'ultima parte parleremo proprio di questo, cioè secondo la tua opinione oggi quanto siamo sicuri in Europa di fronte a questo genere di minacce, soprattutto che cosa le caratterizza come particolarmente insidiose. Un po' già ce l'hai detto, questo effetto liquido, la capacità di comparire e scomparire. Tutto questo tra pochissimo, subito dopo questa breve pausa. E invece così non sarà, perché subito dopo una breve pausa musicale e dedicata ai nostri amici inserzionisti riprenderà regolarmente il nostro palinsesto con la trasmissione Comeback curata e condotta da Stefano Graziosi. Appuntamento con il Rebelotto con Marco Pinti è invece rinnovato a domani venerdì 31 maggio sempre dalle 16:30 alle 18 circa. Buon pomeriggio a tutti. Avete ascoltato Rebelotto.